Adesso devo beccare l'antico troio dei cimbri che deve essere lì. Questo. Prima faremo quello che scende giù a destra verso le rotte. La scorsa volta abbiamo fatto quello un po' più in basso. Andremo comunque a intercettarlo scendendo di qua. Poi non faremo la parte finale che abbiamo fatto l'altra volta, andremo a sinistra. Le rotte, tornare su, là c'è un bivio, girare a sinistra, le rotte di nuovo, tornare indietro, tornare su di qua e fare il prima deviazione a destra probabilmente, ma non sono sicuro. Qua c'è una deviazione ma non so qual è il sentiero principale, poi vediamo. Boh, andiamo. Quello dell'altra volta. Qui troviamo a sinistra. Ok, si prende i pedali che sono tutti bagnati. Ancora più bagnato dell'altra volta, sarà difficile guidare qua. Madonna, è un disastro. Cerco di limitare un po' la velocità. Qua non vedo più niente. Massa bagnare. Yes! E devo stare inclinato molto a sinistra perché tira giù molto, arriva, no, non riesco a tenerla su, soprattutto con sto scivolamento. Faccio fatica anche a tenerla perché ho le gambe molto stanche adesso. Almeno qua si riesce a scorrere un po' di più. Guarda, sto tirando giù a sinistra e mi va a destra, non so cosa fare. Bisogna spostarsi sulla destra per avere meno fango. Di qua, come ho fatto l'altra volta, che là c'è il capanno. Ci dovrebbe essere una strada anche di là. Questo. Guarda che spettacolo. Qua all'inizio ok, a sinistra, ma poi diventa molto brutto. Azz. Di qua. Stiamo su. Qua. Guardiamo qua. Allora.
Ok, non stai a credere che sia finita. Sembra abbastanza in piano, ma vai via tutto di taglio anche con la ruota, per cui hai i pietroni che ti fanno scivolare. Siamo alle rotte. Dai, via. Yeah. Dico trovi dei cimbri. Adesso è pieno di cimbri. Lupi cimbri, mucche cimbre, capre cimbre, tutto cimbro. Qua alla fine delle case risaliamo per il sentiero che abbiamo fatto in discesa l'altra volta. Ok, risaliamo, bene. Allora, devo tornare su e c'è una strada che va a sinistra. Quello a sinistra. Qua. Vedete che è piccolo come sentiero. Noi abbiamo fatto quello là a destra prima. Ed è tutto scivoloso qua. Ok. Eccolo qua, l'innesto. Vi consiglio di prendere questo qua comunque, quell'innesto lì è più comodo, si fa tutto il sentiero principale. Non ho trovato altra via. Non dovremmo essere lontani da Vallorce comunque. Si rischia parecchio qua, con sto fango. Non si capisce bene l'intrico di sentieri. Non prendete di taglio le pietre perché sennò finite per terra. Ecco qua, questo è quello che faremo dopo e noi dovremo andare di qua, credo. Un vero torrente. Con pieno di fango. Orco. Wow. Tutto un pietrone. Ci sono dei veri buchi qua. Dai,
Non ho neanche i copertoni da fango, ho quelli da secco, da asciutto. Ma mancano ancora. Non bisogna prendere pietre di taglio perché sennò sei fregato. Cos'è? Un uccello, o forse una rana. Ups! Avevo appena detto le pietre di taglio, bisogna stare attenti. Ho tutti i lastroni. Un altro albero, tocca. Attenzione qua, qui c'è un buco. Ok, ci passiamo, sì. Scarpa in Vibram e ti toglie metà dei pensieri. Mancano meno di 200 metri. Ecco una fronte, è 27,5, non 29. E ha 58 anni con l'Hardtail e non una Santa Cruz né una Trek. Eccolo qua, fatto. Ah, sono cattivo. Questo è quello che adesso va alle rotte. Quando torno giù lo faccio per ultimo. Adesso torniamo su a Vallorce, la Faia e finiamo gli ultimi sopra. Chi tiene pulito il bosco? Ah, io. Grande. E qua. Qua. Questo qui. Posso finire dentro per il canale e questo ormai diventa un crepaccio. Allora, quello l'abbiamo fatto con Davide, dunque il mio è questo. Valgrassa e Fontana Boy, quello lì, e Vallorce. No, dritto, dovremmo esserci. Andiamo, è questo. Il sentiero è il torrente. È già sbarrato là da un ramo, da un tronco. Penso che farò le parti più scorrevoli e queste le lascio casomai per un'altra volta. Comunque qui si può anche pedalare in salita. Magari non tutto il tratto, soprattutto all'inizio. Con la muscolare è difficile. E continua su per di là. Adesso andiamo a vedere. Cerchiamo di evitare il canalone se possibile, il fondo roccioso. A quest'ora con questa luce, guarda che roba.
sprofondi nel fango, ci sono sabbie mobili ormai qui. Su veloci finché è possibile pedalare, perché ci manca ancora 1 chilometro e 150 metri. Il problema è che adesso è diventato impraticabile, c'è solo questo fondo qua. Il problema è che sto facendo fatica a salire, metterò una vita a arrivare su. Forse era meglio proprio prendere il sentiero sopra. Questo posso anche farlo in giù, è complicato ma non impossibile, è anche percorribile volendo, il problema non adesso. Sono già le 7 e mi ci vorrà solo per arrivare alla strada del Pizzocca almeno un altro quarto d'ora, se Dio vuole. Risalire verso Col dei Scios mi vorranno altri 40 minuti. In tutto per tornare a casa mi vorrà altri 2 ore. Finito, ora si dovrebbe raggiungere un po' più velocemente la strada del Monte Pizzocca. Praticamente fare il fondo del canalone è un disastro, specialmente col bagnato. È meglio fare Costa d'Aver, cioè in cima la cresta del monte qui. Notizia, siamo in Val del Lupo, veramente molto azzeccato come nome. Ne abbiamo ancora strada da fare, bambini. Dobbiamo risalire fino a Col dei Scios dalla Crosetta. Ecco qua il tabellone di prima, ci siamo, scendiamo sulla strada e arriviamo alla Crosetta. Non il biscotto.